Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Come sempre, tutti i giorni alle ore 12, dal lunedì al venerdì. Oggi parleremo di una bellissima storia. Anche oggi vi racconteremo la storia di un grande imprenditore, famoso in tutto il mondo. Parleremo di moda e parleremo di antica tradizione sartoriale artigianale. Avremo ospite con noi Mauro Crimi della Sartoria Crimi dal 1970 tradizione. Sì, perché la tradizione continua a essere un elemento importante, così come l'identità, la qualità e la provenienza di Io Compro Siciliano. Ogni giorno vi raccontiamo storie affinché si possa proiettare realmente quella che è la voglia di portare il nostro made in Sicily, non solo in tutta la Sicilia e nell'Italia, ma quello che diciamo spesso è la Sicilia nel mondo e il mondo nella Sicilia. Volevo ringraziare come sempre quotidianamente ognuno di voi e quindi grazie 254.935 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente. Sapete, finalmente abbiamo aperto quello che è il nostro marketplace e quindi visitatelo se non l'avete ancora fatto, www.iocomprosiciliano.com. Troverete le eccellenze di Sicilia, circa 50 aziende attentamente selezionate, rigorosamente selezionate con circa 2000 prodotti, altre stanno già per nuove aziende entrare ancora nel nostro marketplace. Sì, il nostro lifestyle, lo stile di vita che porta realmente avanti l'identità di un popolo e di aziende che costruiscono quotidianamente la loro storia e la loro attività. Voglio ringraziare come sempre i tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello, Davide Morici. Sapete, giorno 9 di ottobre la nostra presentazione ufficiale di quello che è il piano industriale di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. Un bel passaggio importante, si spiegherà un po' quello che saranno i prossimi progetti, molti dei quali tra l'altro abbiamo già condiviso con voi. Abbiamo il portale del turismo, siost.it, ancora la Sicily City Pass, questa card sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia con una vera grande esperienza legata all'accoglienza siciliana. Noi siamo pronti per iniziare questa giornata. Volevo ringraziare come sempre in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale per la redazione, così come tutto lo staff di Io Compro Siciliano. Bene signori, siamo pronti! Abbiamo con noi, collegato dalla città di Palermo, il grande Mauro Crimi. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutta la redazione di Io Compro Siciliano e grazie per l'invito. Buongiorno, benvenuto, è un grandissimo piacere averti con noi. Mauro Crimi, la Sartoria Crimi è un punto di riferimento ed è, devo dire, un grande orgoglio siciliano. Parliamo di eccellenza siciliana perché la Sartoria Crimi è conosciuta in tutto il mondo, sui mercati internazionali e porta con sé tanta storia. Noi diciamo sempre con i nostri ospiti che ci piace proprio iniziare dal principio. Eh sì, Mauro comincerà a raccontarci un po' dal 1970, quando papà Carmelo, e ti do la parola. Quando Papà Carmelo, nel cuore della Palermo Liberty, apre il suo laboratorio, la sua bottega, il suo atelier. Dietro c'è una grande esperienza maturata come apprendista
nelle più famose sartorie del tempo siciliane, dopo aver maturato anche un'esperienza in alcune sartorie nazionali, di livello nazionale, a Milano. E dietro c'è anche tutta la storia dell'eleganza palermitana, dell'eleganza siciliana, che ha sempre rappresentato un fiore all'occhiello anche in ambito internazionale. Non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo raccolto quella grande tradizione di una città bella ed elegante durante il periodo della Belle Époque, in cui grazie all'impulso dei Florio Palermo venne frequentata, venne abitata dalla migliore aristocrazia europea. Molte famiglie della ricca borghesia inglese e anche dell'aristocrazia inglese abitarono nella nostra città, quindi in termini di eleganza noi in quegli anni, in quei decenni, abbiamo avuto la fortuna e anche la possibilità di maturare uno stile molto particolare, un mix perfetto fra quella leggerezza, quella solarità dello stile mediterraneo unito a un forte impulso di alcuni caratteri anglosassoni come la perfezione delle linee, della pulizia, il perfetto aplomb. Ovviamente noi ci sentiamo gli eredi e i conservatori di quella grande tradizione, anche se poi crediamo che le grandi tradizioni debbano essere, oltre che conservate sapientemente, debbano essere altrettanto sapientemente proiettate verso il futuro. Ecco, noi non ci sentiamo soltanto conservatori di questa grande tradizione di eleganza siciliana, ma ci sentiamo anche i proiettori di questa eleganza nel presente e nel futuro. Proprio per questo, Mauro, noi diciamo c'è un collegamento tra la tradizione e l'innovazione, anche proprio rispetto a quello che stavi dicendo adesso, ed è poi legato al taglio innovativo, alla ricerca continua, non solo poi di quella che sono le nuove tecniche manufatturiere, ma per voi, per esempio, è fondamentale il tessuto. Quanto influisce nella scelta di un'azienda come la tua? È la fase iniziale determinante. Ovviamente il tipo di clientela dà l'opportunità di una crescita continua. La nostra ricerca dei tessuti parte dalla tradizione del tessuto naturale italiano e inglese. Noi selezioniamo i tessuti dalle migliori drapperie, tessuti che hanno una storia lontana. Alcuni articoli sono nati a fine 800, addirittura altri ancora prima. Alcuni lanifici a cui ci rivolgiamo sono nati nel 1663 addirittura, quindi parliamo sì, l'Aditale Barberis Canonico per esempio. Quindi una ricerca sempre continua per offrire alla nostra clientela il meglio in termini di prodotto, in termini di materia prima. Dal tessuto partiamo per poi fare il nostro studio, la nostra ricerca sulle tecniche geometriche, sulle tecniche stilistiche. Il nostro essere innovatori è quello di riuscire ad avere una clientela internazionale che è perfettamente aderente a quelli che sono i meccanismi di una società come quella attuale, cioè una società post-globale. Quindi i nostri clienti sono inseriti perfettamente in questi ingranaggi e ci consentono anche attraverso le nostre creazioni di vivere le atmosfere più belle delle più belle capitali del mondo. Mauro Crimi, oggi ospite nel nostro live, stiamo parlando di moda, stiamo parlando di sartoria, di antica tradizione sartoriale artigianale dal 1970, storia, veramente storia. E mi piace soffermarmi su una frase, Mauro, che spesso, e devo dire, questa è una frase che a noi
piace moltissimo perché ci soffermiamo sempre sulla qualità, sull'identità, sulla provenienza, e c'è questa frase che tu dici spesso: l'abito è un'espressione di identità, ed è proprio vero. L'abito poi è quello che ci rappresenta, è un modo di parlare, di comunicare attraverso la proiezione di un modello. A proposito di, fra poco parleremo anche con il nostro ospite di mercati internazionali, anche perché no, magari un suggerimento che Mauro Crimi vuole dare agli imprenditori che sono in ascolto. Ma Mauro, ci sono delle cose che mi piacerebbe che tu condividessi con i nostri amici in ascolto. Per voi il cliente, e questa è una cosa che appartiene a noi siciliani, deve essere accolto così, con tutti quei canoni di ospitalità che appartiene poi a noi siciliani, e partite realmente dalle cose più semplici, no? Quando noi diciamo la qualità anche dell'accoglienza. Mi dicevi, per esempio, ci sono tanti clienti stranieri che vengono da voi in sartoria, in azienda, e voi cominciate da lì, cioè l'accoglienza viene fatta con dei pasticcini, che sono dei pasticcini di mandorla, che sono poi... Certamente, cerchiamo di coccolare i nostri clienti con quello che meglio ci rappresenta. Noi siamo molto identitari, ci sentiamo profondamente legati alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, e crediamo tanto che l'accoglienza del cliente, soprattutto e in particolare quando questo cliente viene dall'estero, deve essere di tipo esperienziale. Cosa intendiamo con questo? Che non leghiamo l'esperienza unicamente a un semplice acquisto, ma costruiamo attorno alla scelta fatta dal cliente un'esperienza vera e propria. Quindi entriamo in contatto, stabiliamo un rapporto umano molto intenso, che il più delle volte viene molto apprezzato, e soprattutto invitiamo il cliente a venire almeno per la prima volta in Sicilia. Questo per noi è un fattore determinante. Noi ci sentiamo proiettati verso la società post-globale, però allo stesso tempo siamo, come ho già avuto modo di dire, profondamente legati alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. Siamo un esempio di società, di impresa, un piccolo esempio di impresa local and global, cioè di quell'impresa piccola legata a una famiglia, alle sorti e all'esperienza di una famiglia, la quale è legata profondamente alla propria storia, anche alla propria storia di settore, ma con l'ambizione di fare il salto verso i mercati globali. Oggi forse il vero lusso... Sì, prego. No, vai, perdonami, il vero lusso? No, termina pure. Il vero lusso in determinati settori, in determinati ambienti sociali, è quello di vivere forse le esperienze più autentiche, più originarie, quelle legate ai territori, alle famiglie, alle storie che hanno una continuità nel tempo. Il ritorno alle cose vere, no? Quando spesso si parla del ritorno alla terra, no? È questa cosa di tornare alle cose semplici, che poi sono le cose realmente più importanti. Questi giorni ci raccontano benissimo come le grandi imprese, quelle che regolano i loro meccanismi aziendali attraverso le classiche scelte liberiste della globalizzazione da XX secolo, hanno avuto una crisi fortissima. La vecchia globalizzazione, cioè quando veniva intesa come suddivisione del mondo tra zone in cui si deve unicamente produrre
magari a sottocosto, senza tutele e via dicendo, e i luoghi di consumo, ormai è a mio avviso, una stagione superata. Oggi i territori ricchi di storia, di cultura, di tradizione, che hanno un elevato tasso di civiltà, devono uscire fuori anche con le piccole imprese, soprattutto con le piccole imprese. Noi abbiamo rappresentato forse una di quelle imprese che ha sfidato un po' le tesi dei grandi economisti del secolo scorso, che sostenevano in pieno liberismo che soltanto le imprese grandi potevano cavalcare la tigre della globalizzazione. Noi invece proprio in quegli anni, negli anni 80, negli anni 90, abbiamo preso la strada inversa. Noi, piccola azienda legata a un territorio, con un'organizzazione molto semplice, ma con un prodotto di grande qualità che abbiamo curato sempre nel tempo e che abbiamo innalzato, è stato in grado di cavalcare la grande tigre con dignità e con prestigio. In quello che dicevi adesso, Mauro, penso che per gli amici in ascolto ci potesse essere anche un suggerimento, perché, ed è questo proprio quello che volevo chiederti, voi siete presenti nel mercato internazionale, fatto tra l'altro anche con scelte difficili, perché scegliere negli anni 80 quasi di non far parte, così come dicevi tu, no, delle grandi realtà, e fare una scelta ben precisa poteva anche sembrare sacrificare, no, parte della crescita della propria azienda. Oggi invece, a distanza di 40 anni, è la conferma che è stata una scelta giusta. Allora ti chiedo un suggerimento per le aziende che decidono di fare scelte, soprattutto si presentano ad un mercato internazionale. Cosa suggeriresti? Innanzitutto partire sempre dalla cura del proprio prodotto. E la cura vuol dire uno studio, una ricerca, un innalzamento costante della qualità del proprio prodotto, dei propri prodotti. Una volta ottenuto questo risultato, cioè di possedere un prodotto di grande qualità, costruire attorno a quel prodotto delle strategie personali, delle strategie nuove, creare la strada e cercare di non percorrere la strada degli altri o le strade che sembrano già segnate. Perché? Perché ogni prodotto ha la sua storia, ogni prodotto ha il suo cliente, ogni prodotto ha la sua destinazione. Noi quando sentiamo parlare di mercato non riusciamo bene a capire cosa possa significare una cosa del genere, perché ognuno ha il suo mercato, ognuno deve avere il proprio mercato, e il proprio mercato ognuno se lo costruisce sulla base della propria esperienza, di ciò che vuole proporre ed è di tutta la storia che c'è dietro. Ecco, non ci sono delle regole fisse, non ci sono delle regole non ci sono delle strade già segnate, ma soltanto ci vuole la capacità di rimanere aderenti al proprio percorso e anche al mondo che cambia. Noi abbiamo la fortuna di avere una clientela che ci dà l'opportunità di seguire i cambiamenti della società e per questo siamo fortunati. Però dietro questa fortuna c'è stato tanto lavoro e c'è ancora tanto lavoro, tanto studio, tanta ricerca. Io prego la regia, Paolo Gatto, se vuole mandarci in sovraimpressione qualche messaggio da parte dei nostri amici che salutiamo. Che abbiamo avuto proprio ieri ospite. Lei, Mauro, pensa, è una francese che ha deciso 6 anni fa, è arrivata in Sicilia per caso in visita e ha deciso di rimanere in Sicilia. Lei oggi è una grande promotrice, sostenitrice di quella che è la nostra arte, la nostra cultura, i nostri prodotti tra l'Italia, la Francia e tutti
i paesi dove appunto i francesi vivono. Ieri ospite nel nostro live, Céline scrive: Bonjour cara, ci sono sempre degli ospiti molto interessanti da scoprire, che piacere questo appuntamento quotidiano. Ciao Céline, un bacio a te. Lidia Calà, anche lei, Lidia è una straordinaria, l'abbiamo vista spesso nei nostri live. Lidia, anche lei un'eccellenza siciliana. Ciao Lidia, buongiorno Katiuska, un abbraccio al mio caro amico Mauro. Quindi vi conoscete, siamo Mauro? Con Lidia? Siamo entrambi originari di Tortorici, e lei ovviamente un'eccellenza del territorio nebroideo, perché produce e valorizza i prodotti più importanti del territorio. Tanto di cappello a Lidia. La salutiamo. Ciao saluto. Lidia. Ma c'è un saluto speciale che io adesso vorrei fare allo chef Mariano Carbonetti. Grande chef, ti ho seguito ad Aperitivo Social. Mariano è un grandissimo chef, è un antropologo tra l'altro dei piatti siciliani, porta sempre nei live con Francesco Caravello in vista quelle che sono le antiche ricette, le ricette conservate all'interno dei monasteri, piuttosto che le antiche ricette dei nonni, quelle belle, quelle che portano la qualità del gusto dei nostri prodotti. Mariano dice: buongiorno Katiuska, sempre al top con le eccellenze della nostra terra. Un sincero abbraccio. Ciao chef e complimenti sempre. Il Faraone Palermo, un altro carissimo amico di Io Compro Siciliano. Buongiorno carissima Katiuskuzza, ad un'altra grande eccellenza siciliana che è Mauro Crimi, che fa grande oltre se stesso anche la Sicilia, grazie alla sua famosa fama internazionale. Tantissimi complimenti alla sua sartoria. Grazie al Faraone Palermo, è veramente sempre molto carino, quindi complimenti Mauro da parte del nostro amico. Lidia dice: bravo Mauro, non sei solo un sarto, tu sei immagine di un territorio. Ancora Lidia scrive: mi identifico nelle parole di Mauro, cresce sempre di più la mia ammirazione verso te, caro amico. Quindi c'è una dichiarazione di bella amicizia. Ammirazione ricambiata. Selina Alcala dice: immagino spesso il mercato internazionale come un semplice mercato settimanale di città. Andremo sempre a cercare la bancarella che dimostra più identità e qualità, ed è lo stesso sul mercato internazionale. Io sono d'accordo con Selina, perché ed anche con Mauro, che è quello che diceva proprio poc'anzi, la qualità diventa identità di un prodotto, ed è proprio questo che fa la differenza. Senti Mauro, ma ci sono tanti clienti anche importanti nella sartoria Crimi. Mi piacerebbe che ne menzionassi qualcuno, cioè tra gli ospiti, tra i clienti più importanti. Uno fra i nostri clienti più affezionati è Christian De Sica. Poi ci sono molti stranieri, l'ex direttore della CIA americana, molti maestri d'orchestra internazionali che vengono a trovarci per realizzare i frac, i frac costruiti perfettamente per adempiere al massimo. Tantissimi clienti che nel corso degli anni ci sono stati vicini, hanno segnato delle stagioni indimenticabili, molti attori, tra le donne clienti non possiamo dimenticare Maria Giovanna Elmi, Brigitta Boccoli, e tante altre. Tante celebrità. Senti Mauro, ma adesso io a Mauro Crimi chiedo: ma Mauro, c'è un colore che preferisce? C'è una linea che preferisce? Mauro Crimi. Diciamo che io mi rivolgo verso i tessuti della tradizione, della grande tradizione dell'eleganza maschile, un'ammirazione verso questi tessuti, verso tutti i tessuti cardati, pastosi,
anche se poi il nostro clima non mi consente molto l'utilizzo. Però sono legato ai grandi tessuti della tradizione sartoriale, quindi il solaro, il cover, le lane Shetland per le giacche, le grisaglie inglesi per gli abiti, veramente la grande tradizione del tessuto, che non dobbiamo mai dimenticare, perché la grande sartoria parte dal grande tessuto. Quindi invito tutti i giovani sarti a iniziare un percorso di ricerca e di studio attorno ai tessuti della grande tradizione sartoriale, per poi iniziare un percorso importante in termini professionali. Mauro, volevo chiederti un'ultima cosa. Noi parliamo spesso nei nostri live dell'importanza della rete, di quanto importante sia radicare io dico questo tessuto che poi diventa un tessuto sociale, un tessuto economico, un passaggio importante e fondamentale per le imprese. Volevo sapere quella che era un po' la tua idea, la tua opinione. In riferimento in particolare all'artigianato di alta qualità, che è quello che più mi preme. Io penso che i territori, attraverso gli enti preposti, che possono essere sia corpi politici ma anche corpi sociali e culturali, debbano promuovere una vera e propria riqualificazione anche in termini culturali di tutte le attività artigianali di altissimo profilo che nei territori trovavano la giusta collocazione. Ogni paese, ogni comune, ogni campanile ha la propria eccellenza. A volte è un'eccellenza dimenticata. Per esempio, torno a riprendere le mie origini nel paese di Tortorici, e lì c'era una grande tradizione artigianale nel settore delle campane. C'erano delle vere e proprie scuole importanti e conosciute in tutto il mondo. Adesso questa scuola è ormai diventata una leggenda, una storia da raccontare. Ecco, questo è secondo me la nuova chiave di lettura: riscoprire di nuovo le eccellenze, per rimetterle di nuovo in gioco in un circuito positivo e produttivo. Non dobbiamo vivere soltanto di racconto, che poi diventa anche un racconto culturale, ovviamente, ma dobbiamo cercare che questi racconti diventino nuovamente una realtà produttiva. E quando questo avviene, non solo si crea una grande prospettiva in termini di nuova occupazione, ma si dà anche un'opportunità culturale e sociale di riscatto a un territorio, i territori che spesso oggi rimangono un po' abbandonati. Opportunità, e anche questa è una cosa che noi diciamo spesso. E poi un altro aspetto culturale. Sì. Bisogna imparare a non sottovalutare alcune professioni, perché io le ritengo veramente delle professioni. Quelle legate all'artigianato, per esempio, per tanti anni, per tanti decenni, sono state considerate come le attività adatte a dei figli di un dio minore. Rappresentavano la seconda scelta. Nelle famiglie dove non c'era il figlio che non voleva studiare, allora lo si indirizzava verso l'artigianato. Invece dobbiamo capire che l'artigianato di alto livello è uno di quei settori in cui studio, ricerca, intelligenza, pensiero si mischiano all'azione. Quindi l'artigianato non è soltanto una questione manifatturiera, ma dietro alla sapiente manifattura c'è un pensiero profondo che può essere maturato soltanto da menti di buon livello. Tra l'altro devo dire, Mauro, rispetto a quello che hai appena detto, mi consta, anche attraverso tante interviste che ho fatto a molti giovani,
a molti giovani imprenditori che i ragazzi adesso finalmente studiano e studiano proprio per ripartire dalle origini. E quindi quello che dicevi tu, adesso questo avviene e i ragazzi lo fanno anche con grande coscienza. Quindi i giovani finalmente cominciano a interessarsi a quelli che sono progetti che partono proprio dall'artigianato, dal territorio, proprio questo ritorno a quella che è poi la nostra storia che proiettiamo nel mondo. Quindi penso assolutamente come te, sono in linea come te al tuo pensiero e devo dire che i giovani questo lo fanno e sono veramente tanto, tanto felice di questo, affinché le nostre belle menti continuino a rimanere qui e a costruire ancora in bellezza. Mauro, noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Volevo dire ai nostri amici, anzi dillo tu per favore, dove vi trovate e tutti quelli che sono i riferimenti per potervi contattare. Noi siamo a Palermo, in via Benedetto Civiletti, siamo contattabili attraverso tutti i canali social, da Facebook, Instagram e via dicendo. E quindi fatelo perché la sartoria Crimi è veramente Mauro con papà Carmelo sono veramente delle eccellenze siciliane. Bene signori, noi vi diamo appuntamento a questo pomeriggio alle ore 18 con l'appuntamento di Francesco Caravello, mi raccomando, ancora messaggi. Giuseppe Martino dice buongiorno a tutti e un grande abbraccio al maestro Crimi, quindi è un messaggio per te, Mauro, complimenti. Noi volevamo ringraziarti per essere stato oggi con noi. Come sempre, prima di lanciare il nostro video istituzionale di Io Compro Siciliano, grazie Mauro ad Maiora, ma come sempre potresti per favore avvicinarti alla camera? Adesso dovresti ripetere con me. Io Compro siciliano. Siciliano. Ci Grazie piace. mille Grazie a Mauro Crimi. per l'invito. Grazie. Grazie davvero. Noi ringraziamo in regia Paolo Gatto con me, ci si vede domani puntuali alle 12 ed ora video istituzionale. A domani, ciao Mauro, grazie. Ciao, grazie a voi.